I project non sono da demonizzare perché in molti casi, in tanti paesi nel mondo funzionano. E forse qui, avendoli applicati ancora molti anni fa, non c'era esperienza, non c'era la capacità di capire fino in fondo quando era utile o meno. Questa è una verifica che ci aiuta a capire meglio quando serve veramente una compartecipazione da parte di privati, quando invece è preferibile che siano le risorse pubbliche a dare risposte ai cittadini. Credo che stamattina la questione sia stata molto approfondita, l'intervento da parte di tutti i consiglieri, ovviamente preoccupati che si faccia velocemente questa verifica perché abbiamo bisogno di ripartire coi piedi giusto sul tema delle infrastrutture in Veneto. Abbiamo project che sono vecchi di oltre 10 anni e quindi meritano una rivalutazione, a vedere se c'è ancora la sostenibilità economica di questo tipo di progetti di finanza e quindi insomma un atto giusto e concreto soprattutto alla luce di quanto accaduto di recente. L'attenzione è su 10 progetti di finanza in particolare, adesso noi martedì il progetto di legge andrà in consiglio e poi daremo questo mandato alla Giunta di rivisitare attentamente questi progetti e poi fra qualche mese la Giunta ci dovrà dare delle risposte decidendo quali ovviamente portare avanti e quali sospendere e ovviamente intraprendere una trattativa con il privato per trovare una soluzione concreta ai project già avviati. Riteniamo di non aver avuto risposte chiare alle domande che abbiamo fatto. In particolare non ci è stato detto perché la Giunta comunque non provveda, come ha fatto in passato, a stoppare questi project anche in mancanza di una norma del Consiglio. E poi perché vogliamo sapere quali sono i costi e ad oggi non ci è stata data risposta. Quindi noi faremo sicuramente una manovra emendativa perché vogliamo maggior chiarezza, vogliamo sapere quali sono i costi e distinguere le responsabilità. Noi continuiamo a non capire il senso proprio della proposta di questo progetto di legge per una cosa che avrebbe già in facoltà la Giunta. Noi siamo anzi favorevoli al fatto che la Giunta stessa metta in discussione le scelte fatte nel passato di avviare questi project. Non vediamo l'ora che porti qua in Consiglio appunto queste valutazioni e dati alla mano noi saremo i primi a votare a favore dello stop di questi project financing che a nostro giudizio sono scellerati. Gli obiettivi dichiarati dal progetto di legge presentato alla maggioranza erano quasi totalmente condivisibili. Chiaramente poi le modalità con le quali arrivare a questi obiettivi non ci soddisfavano, o meglio avevamo bisogno di alcuni chiarimenti. Il chiarimento principale era se era proprio necessaria una legge del Consiglio regionale per fare delle attività che a nostro modo di vedere sono già possibili con l'impianto normativo attuale, quindi ci sembrava assolutamente pleonastico, abbiamo chiesto i chiarimenti, non li abbiamo avuti e quindi siamo usciti dall'aula.